Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una partita Blitz giocata sempre online l'altro ieri su chess.com tra Hikaru Nakamura e un grande maestro francese che purtroppo ha un nickname e non si fa riconoscere. Comunque come punteggio su chess.com abbiamo Nakamura che ha 3246, ricordiamo che Nakamura è specialista del gioco veloce e il suo avversario 2892. Vediamo come questa partita è finita in fretta. Nakamura ha saputo cogliere gli errori all'interno dell'esercito del suo avversario. Non è sicuramente, diciamo, una di quelle partite che passerà alla storia, ma io penso che sia istruttiva, proprio perché questi sono i classici errorucci del cavolo che capitano a tutti noi. Quindi gli errori che loro fanno magari all'interno delle blitz noi ne li facciamo nelle partite standard a tempo ragionato, quindi penso che sia cosa buona e giusta vederla. Nakamura col bianco E4, C6, cavallo C3, difesa caro Ken, D5, cavallo F3 e ora su cavallo F3 il nero gioca alfiere G4. Alfiere G4 chiaramente inchioda questo cavallo, no? Che praticamente non si potrà mai togliere, altrimenti c'è dietro la donna. Queste sono mosse sempre molto fastidiose quando vengono fatte. Perciò H3, subito per cercare di spazzare via questo alfiere, e il nero, in modo assolutamente tranquillo, decide di dare il proprio alfiere in cambio del cavallo avversario. Chiaramente qui bisogna catturare di donna, altrimenti creiamo dei pedoni doppiati. D per E4 e adesso con cosa cattureresti? Con il cavallo o con la donna? La mossa più corretta è quella di catturare con il cavallo, poiché se catturiamo di donna c'è subito questa mossa che è cavallo F6 che ci mette sotto attacco la donna e allo stesso tempo fa guadagnare un tempo all'avversario che ha sviluppato un pezzo, non solo ha sviluppato un pezzo, ma ha sviluppato un pezzo dell'arrocco corto, quindi gli andiamo a fare un favore. Mentre con cavallo E4 comunque può fare quella mossa, ma non è più forte come quando c'è la donna sotto, no? E infatti gioca proprio cavallo F6. Cavallo F6, diciamo, è una piccolissima imprecisione, poiché ora il bianco potrebbe cambiare e a seguito del cambio si ritroverebbe con due pedoni doppiati che sappiamo che rappresentano nella maggior parte dei casi una debolezza. Nakamura non fa questa mossa ma gioca alfiere C4. Alfiere C4 è una mossa molto ma molto carina, sviluppa chiaramente l'ultimo pezzo prima dell'arrocco e allo stesso tempo attacca in modo molto silenzioso la casa F7. Infatti, se ora il nero dovesse catturare, c'è una sorta di matto del barbiere che poi non è matto. Ci sarebbe questo attacco qui, donna F7, il re sarebbe costretto ad andare qui, donna di 6, attacco doppio sul re e sul cavallo, re C7 e ora qui il bianco ha una posizione veramente veramente incredibile. Ma chiaramente la partita non è andata così anche perché il nero è un grande maestro. Quindi E6 per scongiurare tutti gli attacchi da parte dell'alfiere. È il turno di Nakamura che gioca a rocco corto. Cavallo per E4, un'altra mossa non proprio delle migliori, comunque stiamo giocando a 3 minuti, quindi uno prende le decisioni anche piuttosto in fretta, e che poi non è neanche una mossa sbagliata, però era meglio giocare cavallo B di 7, in questo modo connetti i cavalli e sei in una botte di ferro. Fare questa mossa ti spiego subito perché non è la migliore in assoluto, poiché dai via l'unico cavallo che è sviluppato. Quindi, boh, non so, non lo so. Comunque, cavallo B di 7 sarebbe stata migliore, ma viene giocata cavallo per E4. Donna per E4, adesso cavallo di 7, come se ci fosse stata una trasposizione di mosse. E ora il bianco che cosa deve fare? Essenzialmente ora i piani del bianco sono cercare il prima possibile di spingere questo pedone o in D3 o in D4 in modo tale che l'alfiere abbia la sua diagonale libera, capire dove posizionare bene questo alfiere, se in F4, in G5 con opportune preparazioni, in E3 e poi una volta che le due torri saranno messe in collegamento, queste potranno andare su colonne centrali come E1 o D1.
Nakamura gioca subito torre 1, probabilmente qui ci possono essere anche probabili tatticismi come temi come sacrifici su questi pedoni al momento giusto. Alfiere 7 per sviluppare l'ultimo pezzo dell'arrocco pronto per fare l'arrocco e allo stesso tempo difendendo un pochettino questa colonna E. Adesso anziché giocare spinte di questo tipo, Nakamura gioca C3. L'idea è molto chiara, l'idea di C3 è quella di sostenere il proprio pedone in D4 e una volta che sarà spinto il pedone in D4 l'alfiere si potrà ritirare in D3. Una manovra invece di questo tipo, aspetta che ti faccio vedere, una manovra invece di questo tipo richiederebbe un pochettino più di tempi, no? Comunque l'idea è quella di creare una batteria di alfiere e donna che poi vadano a puntare su H7, cioè il punto in cui dove il nero farà l'arrocco. Ma con questa idea invece si prende un maggior controllo del centro e poi con una mossa l'alfiere è già posizionato su quella diagonale. Quindi ancora una volta l'importanza di non perdere tempi. Cavallo F6 minacciando la donna che si deve spostare, che va in F3, sempre un'ottima casa per la donna. Arrocco corto del nero adesso D4 e qui diciamo che il bianco ha una posizione da sogno, no? Cioè l'alfiere, beh da qui forse l'alfiere non è il massimo anche perché va a sbattere contro la propria catena di pedoni. L'ideale è mettersi in D3, adesso tra l'altro il bianco ha una catena di pedoni molto forte, prima o poi svilupperà questo alfiere da qualche altra parte e insomma ha una buona posizione. Torre 8 da parte del nero, alfiere D3, ci siamo. E ora per scongiurare ogni tipo di minaccia su questo punto, il nero gioca G6 e su G6 si viene a creare un fortissimo muro di pedoni posizionati esclusivamente su case bianche. Allora contro questo muro di pedoni o fai doppi sacrifici, un sacrificio di torre, o fai cose potentissime, però mancano i cavalli qui che avrebbero fatto molto comodo per questo tipo di sacrifici, oppure ti arrendi e decidi di iniziare i tuoi attacchi su case scure. Ed è quello che fa Nakamura, sviluppa il proprio alfiere camposcuro in H6. Quando c'è questo tipo di posizione di arrocco con l'alfiere in H6, le manovre tipiche che cerca di fare il bianco è quello di portare la propria donna in F6 con l'idea di dare matto poi su questa casa G7, dato che tutti questi pedoni su case bianche hanno indebolito le case scure. Donna D7, finalmente le torri entrano in comunicazione. Torre in E5. L'idea è quella di raddoppiare le torri sulla colonna E. L'idea potrebbe essere anche in futuro quello di fare qualche sorta di sacrificio di questo tipo. Cavallo D5, il cavallo prende sicuramente una forte casa centrale, anche se non si riesce a vedere dove potrà andare in futuro questo cavallo, però sicuramente è un'ottima casa. Torre in A va in E1, finalmente le due torri sono raddoppiate, il bianco non ha di che temere, non ha debolezze di nessun tipo, è messo benissimo. Adesso alfiere in F6, minacciando la torre, che probabilmente si dovrà spostare. Riesci a vedere qual è la mossa che fa Nakamura che gli fa vincere la partita? Ti lascio 10 secondi per ragionarci. Vedi, ci sono delle posizioni in cui tu dici, cavoli, ma se ora io qui ritiro la torre, la metto in E2 da qualche altra parte, perdo tutta l'iniziativa. Dunque il tuo intuito dovrebbe dirti, no, qui c'è sicuramente un tatticismo. E infatti c'è. Torre si sacrifica su D5. E lì qual è l'idea? Che ora questo alfiere che era supportato da questo cavallo, nel momento in cui il cavallo non c'è più, allora io posso catturare l'alfiere. Oppure prima cambio le torri, poi catturo l'alfiere. Ma si può catturare direttamente subito l'alfiere, ti faccio vedere. Donna per F6 con minaccia imminente di matto su G7.
Il nero cattura la torre del bianco con scacco, difendo, nessun problema. Il nero sacrifica anche l'altra torre. E ora? In che modo il nero può evitare il matto sulla casa G7? In nessun modo. Sono troppo forti questo alfiere e questa donna posizionate su case nere proprio perché il nero ha indebolito le case scure, quindi sono infermabili, sono veramente infermabili. Ok, spero che anche questa piccola partita, questa miniatura, perché è finita in 21 mosse, con chiaramente un errore che normalmente un grande maestro non fa, ma in una partita veloce, quando uno muove una mossa ogni 2 secondi, può assolutamente scappare. E niente, questi sono i ragionamenti che normalmente si fanno in una partita di scacchi. Ripeto, questa era una blitz, però è sempre interessante esaminare le blitz dei grandi maestri perché si possono trasformare tranquillamente in una partita a tempo ragionato per noi comuni mortali. Come al solito spero che il video ti sia piaciuto, se sì lascia un like, un commento e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!